Io credo che a Roma, presso il Ministero, qualcuno si debba accorgere di quello che sta succedendo, perché Treviso non è più un'oasi felice, nel senso che stiamo bene rispetto ad altre parti d'Italia sicuramente, ma serve una maggiore presenza del territorio. Adesso so che a Treviso le cose stanno migliorando con il discorso della zona rossa, ma non possiamo far diventare qualsiasi paese, qualsiasi via zona rossa. Non più un'isola felice, Treviso e la sua provincia devono adeguarsi ai tempi che corrono e a correre ai ripari devono essere le amministrazioni, ma soprattutto devono arrivare segnali importanti da Roma. È perentorio il sindaco di Ponzano dopo la rapina avvenuta ai due anziani in pieno giorno, inaccettabile la violenza. Questo non è il sistema che funziona. C'è qualcosa che non va e qualcuno deve porre rimedio. Il fatto di essere violati nella propria casa, nella propria intimità, nella propria sicurezza, ma poi oltretutto quando un ladro viene scoperto uno dovrebbe, ahimè, nelle brutte cose capire che è andata male, andare via, invece prendersela con i più deboli, spingere a terra una persona che sia anziana o giovane, poco importa, e strappare anche la collana dal corpo è un gesto di ulteriore violenza. Io penso che manchi anche la dignità di essere ladro. Ponzano, che solo un paio di settimane fa era stata protagonista di uno scippo feroce. Alle resistenze della signora i due ladri in motorino l'avevano aggredita, picchiandole e procurandole diverse ferite al volto. Credo che questa società ormai abbia seri problemi di controllo del territorio e di educazione. Sono passati pochi giorni da quell'avvenimento brutto che abbiamo subito, questo è un altro. Io mi auguro che anche le forze dell'ordine prendano maggiore possesso della situazione. È vero che fanno quello che possono, sono anche in pochi, ahimè l'estate si avvicina, è un maggiore aggravante.